Alla mostra dei vini di collina, edizione 2022, abbiamo incontrato due persone molto interessanti, anzi io direi proprio le persone che questa sera portano in tavola il valore di due territori molto importanti e parliamo del nostro Veneto e qui con me c'è Manuela. Siamo alla quinta generazione ormai, anche se la tua in realtà è la quarta, ma lascio dire tutto a te. Ci sono i ragazzi che sono già in azienda e quindi la quinta sta lavorando. E sono estremamente felice che siamo arrivati alla 21esima edizione di questa cena a base di formaggi che stiamo facendo assieme alla Proloco già da parecchio tempo. Da 2 anni abbiamo iniziato ad esplorare nuovi territori, sempre patrocinati dall'UNESCO. L'anno scorso avevamo Bergamo, quest'anno abbiamo incontrato la Val d'Orcia. Territori estremamente diversi, soprattutto per i sapori e i profumi che poi incontriamo nei formaggi. Il territorio nostro molto caratterizzato ancora da tanto verde, parliamo delle nostre colline ma parliamo anche delle Alpi e delle Dolomiti, perché il latte che la nostra azienda lavora arriva anche da quel territorio, mentre il latte pecorino della Val d'Orcia è un latte che proviene da un territorio estremamente secco, quindi sicuramente riconosceremo queste differenze nel degustare i formaggi questa sera. Giovanni Cucusi, Fattoria Bucanuova, veniamo da Pienza, la terza generazione di produttori di pecorino. È un onore essere ospitati qui in un'altra zona UNESCO, territori è vero dissimili sotto delle caratteristiche sostanziali, ma per l'estetica sicuramente queste colline, questi vigneti ci accomunano. Grazie.